Alziamoci in piedi per adorare e lodare il nostro Signore in questo momento e entriamo tutti insieme in un'atmosfera di adorazione, perché sicuramente abbiamo tantissimi motivi per poter lodare e ringraziare il nostro Signore questa sera, e quindi davvero concentriamoci su quante cose abbiamo per poter ringraziare il Signore, quante cose Lui ci ha donato, quante cose Lui ci ha offerto e quanto buono Lui è stato nelle nostre vite. Quindi cantiamo insieme. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amor, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, non mi difenderai, custodirai la mia vita. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amor, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, non mi difenderai, custodirai la mia vita. Oh, 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 oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amor, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custodirai la mia vita. Oh, oh, Amen. Continuiamo a cantare al nostro Signore, alzando la nostra voce per dichiarare che, e come un solo popolo possiamo dichiarare che Lui è il Re, che Lui è il Re di gloria. La stella del mattino, a re dei re, Signore.
sulla morte trionfò. La lode va a lui. Gesù, tu sei re, regna nei nostri cuori, tu hai regna di potere per sempre. Amen. La Chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, il popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. La Chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, il popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. Tu sei La prossima canzone la conosciamo tutti, che si chiama Mi ama, e cantiamo riconoscendo che il Signore ci ama in ogni momento, in ogni istante, riconoscendo che Lui ci ha dato misericordia, e quando consegniamo, e se volete in questo momento consegnare qualcosa che vi sta turbando a Lui, fatelo, in modo da non poter vedere più le afflizioni, le difficoltà, tutte le ferite, ma che possiamo lasciarci guarire dal Signore in tutto e per tutto al 100%, perché Lui ci ama e vuole questo per le nostre vite. Lui desidera che noi possiamo vivere consegnando le cose a Lui. E quindi cantiamo al Signore questa canzone, questa lode. Lui è geloso di me, il suo amore è come un uragano, io mi arrendo al vento della sua misericordia. Poi all'improvviso non vedo più le mie afflizioni, vedo la sua gloria e vedo quanto meraviglioso Egli è e quanto Egli mi vuole. Oh, Egli mi amò. Oh, Egli mi ama. Egli mi amò. Sappi che il Signore ti ama nonostante le cose che facciamo ogni giorno e che lo deludono. Il Signore ti ama e ti ama profondamente, quindi non dimenticarti mai di questo amore. Torniamo al primo amore. Lui è geloso di me, il suo amore è come un uragano, io mi arrendo al vento della sua misericordia. Arrenditi al suo amore. Poi all'improvviso non vedo più le mie afflizioni, vedo la sua gloria e vedo quanto meraviglioso Egli è e quanto Egli mi vuole. Oh, Egli mi amò. Oh, Egli mi ama.
parlarti. Apri il tuo cuore a Lui e cantiamo insieme. Siamo la sua eredità e Lui ci premierà. Il suo sguardo di grazia porta la redenzione. La sua grazia è un oceano, noi stiamo affogando. Il cielo e la terra sono una cosa sola. Il mio cuore batte veloce nel mio petto. Non ho tempo da perdere con risentimento quando penso che Egli mi ama, Egli mi ama, Egli mi ama, Egli mi Signore, ti ringrazio questa mattina per questa sera, per la tua presenza, Padre. Ti ringrazio perché tu sei meraviglioso, ti ringrazio perché tu sei buono, ti ringrazio perché ci ami, Padre. E in ogni momento tu provvedi alle nostre necessità, e non alle necessità che noi pensiamo di avere, ma alle necessità più profonde che solo tu sai che noi abbiamo, Padre. E io ti ringrazio, voglio continuare a lodarti insieme ai miei fratelli, dichiarando che tu sei grande, dichiarando che noi vogliamo lodarti, dichiarando che tu sei il Re, tu sei vittorioso su ogni cosa, Padre. E quindi, Signore, ti ringrazio che questa prossima canzone possa essere una canzone di ringraziamento a te, che viene dal profondo del nostro cuore, Padre, in cui di nuovo dichiariamo che tu sei grande e testimoniamo della tua bontà, Signore. Amen. Signore, Lui è degno di ogni lode. La città del nostro Dio è il luogo santo. La gioia della terra. Signore, Lui abbiamo la vittoria, da Lui prendiamo forza per la vita, noi ci prostriamo a Lui. Signore, noi vogliamo dare te, vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore.
la città del nostro Dio, luogo santo, la gioia della terra. Grande Signore, è Signore, in Lui abbiamo la vittoria. Da Lui prendiamo forza per la vita. Noi ci prostriamo a Lui. Signore, noi vogliamo adorare Te. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e cielo. Signore, noi vogliamo adorare Te. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e cielo. Perché soltanto tu, eterno, regni in terra e cielo. Perché soltanto tu, eterno, regni in terra e cielo. Sei Re. Sei Re. Sei Re. Amen, Signore. Ti ringrazio per questo culto, Padre. Lo consegno a Te, Signore. Ti chiedo di benedire la vita del predicatore, Padre, che Tu possa portare la Tua parola attraverso la sua vita. Signore, ti ringrazio per il messaggio che ci darai questa sera, perché sono sicura che viene dal Tuo cuore e che è diretto per noi, specificamente per ognuno di noi, Signore. Ti ringrazio per la cura che hai sempre verso di noi in ogni momento, Padre. E davvero il mio cuore è grato per questo momento, perché è un momento speciale in cui noi andiamo a Te e Tu parli ai nostri cuori, Signore. E quindi ti ringrazio per questo, Signore, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi? Pronto? 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 Ok. Gloria a Dio. Ragazzi, è una gioia grandissima essere qua con voi stasera, perché credo che avere la responsabilità di predicare la parola e soprattutto condividere quello che Dio sta facendo nella nostra vita è veramente un motivo di gioia. Come avete passato questa settimana? Bene? State tutti bene? Ecco. Quindi siamo certi che Dio parlerà al nostro cuore stasera. Allora ragazzi, io questa sera vorrei condividere con voi una cosa che secondo me è una delle cose più importanti che possiamo mai avere nella nostra vita. Credo io che è una delle caratteristiche soprattutto che Dio ci permette di avere nella nostra vita, che molte volte le persone dicono che viene proprio acquisita durante il tempo, ma secondo me, se guardo la Bibbia non mi dice proprio così. Il personaggio che tratteremo stasera
È un personaggio che secondo me ha avuto proprio l'audacia di arrivare davanti a Dio e chiedere una cosa che secondo me non era proprio quella che un giovane, e parlo stasera ai giovani, avrebbe potuto chiedere a Dio, no? E innanzitutto vorrei presentarmi, mi chiamo Miguel, per chi non sa, per chi non mi conosce, io sono il marito di quella ragazza là, che è seduta proprio in mezzo, alza la mano Amanda, ecco quella bella ragazza lì, no? Per chi è sposato sa, no? Perché sto facendo questo. E niente, sono originario del Brasile, sono arrivato qua nel 2019. Qua, errori tecnici? Sì? Ecco. Sono arrivato qua nel 2019 e faccio parte di questa chiesa poco più di 1 anno e mezzo, se non mi sbaglio. E questa settimana, quando il pastore Caio mi ha chiamato invitandomi a fare la predica di questa sera, io credo che questo tema che tratteremo questa sera sicuramente è una delle cose che Dio mi viene parlando già da 2 settimane, 1 mese forse, e come vi ho anticipato è una delle cose più importanti che secondo me. Ok? Allora, la cosa che tratteremo stasera è riguardo alla saggezza. E cos'è la saggezza? Era quello che vi ho anticipato prima, no? Il mondo dice che può essere che sia una cosa che viene acquisita col tempo. Guardiamo magari la saggezza, a volte ci viene proprio quell'idea di un signore con i capelli bianchi che parla magari solo attraverso i detti, no? Però la saggezza non è proprio quella. Se andiamo a cercare sul dizionario cosa vuol dire saggezza, sul dizionario ci dice che è l'equilibrio nel comportamento e nel consiglio, che è frutto di una matura consapevolezza ed esperienza delle cose del mondo, ottima istruzione, scienza, erudizione, conoscenza. Però, nella Bibbia, cosa vuol dire saggezza? Ok? Secondo la Bibbia, chi è la persona a cui si fa riferimento quando parliamo proprio di saggezza? Cioè, la persona sicuramente è Salomone. Salomone è quella persona che si fa proprio riferimento quando si parla di saggezza. E la saggezza, la Bibbia viene proprio a definire come un qualcosa, no? Una fondamenta, l'inizio. Quando guardiamo i Genesi dice che all'inizio è acquisita attraverso il nostro timore di Dio, che non vuol dire avere paura, no? Facciamo finta quindi che qua dovete magari fare una chiacchierata con il vostro genitore. Arrivate davanti al vostro padre e se avete paura, magari avete proprio quella paura, no, di dire certe cose. Cioè, non dico perché non so quale sarà la risposta del mio papà, a volte questa cosa qua non li riferisco perché può essere che lui non avrà proprio un atteggiamento, quindi tu hai proprio paura. Ma quando noi abbiamo il timore del Signore è diverso. Andiamo a confrontarci con Dio di una maniera molto diversa. Non abbiamo proprio quella paura di dirgli esattamente quello che stiamo sentendo, quello che abbiamo proprio dentro del nostro cuore. È diverso. Però il mondo ci dice che il timore è una cosa molto sbagliata, no? Perché può darsi che il timore viene proprio riferito alla paura. E il timore viene proprio magari di una subordinazione a qualcuno. E oggi abbiamo proprio questo problema, no? Di subordinarci a qualcuno. Però noi intendiamo che nella Bibbia, la Bibbia ci dice che dobbiamo essere subordinati a Dio, dobbiamo essere veramente i Suoi figli. E parlando di Salomone, che è ritenuto l'uomo più saggio di tutta la Bibbia, se noi guardiamo la sua vita, secondo me non dobbiamo guardarla di una prospettiva magari isolata, dobbiamo guardare tutto il contesto, perché quando andiamo a cercare nella Bibbia, soprattutto leggere la Bibbia, dobbiamo guardare tutto il contesto. E Salomone era figlio di chi? Sapete, vero? Era figlio di Davide. Quindi, se Salomone era figlio di Davide, secondo me aveva qualcosa di suo, perché la psicologia ci dice che noi siamo la media delle 5 persone con cui usciamo di più, oppure con quelli che abbiamo più contatto. Logicamente Salomone aveva il suo carattere, ma io partendo da questo punto della psicologia capisco che Salomone aveva anche qualcosa di Davide nella sua vita, perché
Se noi prendiamo una persona come modello, andiamo sempre a guardarla, vuol dire che noi abbiamo qualcosa. E quindi se Salomone era sempre in contatto con Davide, sicuramente aveva proprio qualcosa di suo. E perché Salomone è proprio arrivato davanti a Dio, quando dopo noi andiamo a guardare, vedere qua nella Bibbia, dopo vediamo qua se mettono il testo qua, Salomone è arrivato proprio davanti a Dio e gliel'ha chiesto saggezza. Ma come mai ha chiesto saggezza, no? In quell'epoca magari avrebbe potuto chiedere la miglior tunica, camelli, soldi. Se fossi oggi magari tu arriveresti davanti a Dio e gli avresti chiesto, no? Signore, voglio un iPhone 15, voglio un computer nuovo, voglio una macchina nuova. Sono cose di giovani. Ma perché Salomone ha chiesto proprio saggezza? E se noi andiamo a guardare e vedere il perché Salomone ha chiesto proprio saggezza a Dio, andiamo sul libro dei Re, il primo libro, capitolo 2, versetto 6. Girate le vostre Bibbie. Se avete sul telefonino è molto più semplice, no? Scusatemi, 2,4, ok? Dal versetto 2 fino al versetto 4. E qua il suo padre Davide gli dà proprio un consiglio. Guarda cosa Davide ha detto. Io mi incammino per la via di tutti gli abitanti della terra. Fortificati e comportati da uomo. Osserva quello che il Signore, il tuo Dio, ti ha comandato di osservare, camminando nelle sue vie e mettendo in pratica le sue leggi e i suoi comandamenti, i suoi precetti, i suoi insegnamenti, come sta scritto nella legge di Mosè, perché tu riesca in tutto ciò che farai e dovunque tu ti volga. E affinché il Signore adempia la parola da Lui pronunciata a mio riguardo, quando disse: se i tuoi figli veleranno sulla loro condotta, camminando davanti a me con fedeltà, con tutto il cuore, con tutta l'anima loro, non ti mancherà mai qualcuno che sieda sul trono di Israele. Interessante, no? Davide ha dato proprio un consiglio al suo figlio. E io penso che tutti qua siete già andati, no? Dai vostri genitori a chiedere un consiglio. O magari da un'altra persona che riteneste proprio saggia. Ma che interessante questo consiglio, no? La prima parte dice che doveva comportarsi da uomo. Beh, comportarsi da uomo. Cosa vuol dire comportarsi da uomo? È una cosa a me è molto interessante, no? Mi attira proprio l'attenzione. Perché il fatto di comportarsi da uomo, perché Davide stava dando proprio questo consiglio a Salomone di comportarsi da uomo? Beh, qua la Bibbia ci dice che Davide stava si avvicinando proprio alla sua morte, sarebbe venuto a mancare tra pochi giorni. E quindi era proprio un consiglio che Davide stava dando a Salomone, secondo me proprio azzeccato, no? E perché comportarsi da uomo? Beh, se guardiamo proprio la monarchia inglese, sappiamo che quando muore, ad esempio, il re, chi prende il suo posto è il suo figlio. E quindi Salomone, che qua vediamo nella Bibbia anche che lui era molto giovane, doveva proprio prendere il posto di Davide, il suo padre. E ragazzi, se guardiamo da questa prospettiva, come vi ho detto prima, se guardiamo tutto il contesto, non era molto semplice. Immaginate voi, in questo momento, se Mattarella fosse il vostro padre e venisse a mancare e dovreste proprio prendere il suo posto. Cosa fareste? È da pensare. Quindi avrebbe veramente bisogno di tanta saggezza, no? Ed era proprio questo consiglio che Davide gli stava dando. Gliel'ha dato proprio questo consiglio, perché davanti dice che lui doveva osservare, camminando le sue vie, mettendo in pratica le sue leggi, i suoi comandamenti, i suoi precetti, i suoi insegnamenti, come sta scritto nella legge di Mosè. Quindi, secondo me, era un consiglio affinché il suo figlio cambiasse il suo atteggiamento davanti alle situazioni. E quindi questo è il primo punto che volevo trattare. A volte nella nostra vita
noi non aspettiamo una situazione, però dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento perché è veramente, sai, necessario che cambiamo il nostro comportamento. Ed era questo che Davide stava anticipando al suo figlio. Guarda, che da adesso in poi, tra qualche giorno, tu non potrai mai lasciare l'asciugamano sopra il letto. Non ci sarà più nessuno che ti porta il cibo in camera e appena portato tu chiedi anche di chiudere la porta. Non c'era più questo comportamento. Non c'era più il supporto, l'appoggio, non c'era più. Non c'era più quella persona che magari il Salomone arrivava davanti a Davide e gli avrebbe detto: papà, ascolta, mi servi un soldino per andare a prendere un gelato con la mia ragazza. Non c'era più. Non c'era più quello che gli comprava le scarpe Air Force. E questo volevo anche capire, ragazzi, perché andate sempre uguali, cioè avete sempre le stesse scarpe. Io a volte non riesco a capire. Comunque, non c'era più quella persona che comprasse le sue scarpe. Doveva comprarsi da solo, doveva pagare da solo le bollette. Ascoltate che ci sono le bollette. Quando diventate veramente adulti dovete pagare le vostre bollette. Ed era, secondo me, questo il motivo che Davide ha proprio, sai, toccato in questo punto, che doveva diventare adulto subito, non poteva più aspettare. E nel momento in cui non poteva aspettare, era questo che volevo anche dirvi, che la differenza secondo me tra un bambino e un adulto è proprio questa, che un bambino fa solo quello che vuole, mentre l'adulto fa esattamente quello che non vuole ma sa che deve fare. Cioè, uno vive per i diritti, l'altro vive per i doveri. Ad esempio, noi siamo già adulti, io so che le medicine mi fanno veramente, sai, schifo, però le devo prendere comunque, perché se non le prendo non mi guarisco, vero? Mentre un bambino tu devi stare sempre lì, no, dai, prendi, perché sennò non... Cioè, questa secondo me è la differenza. Un adulto sa che quei soldi che deve pagare le bollette, le devi pagare, non puoi andare a spenderli, sai, in H&M, oppure se vai da un altro marchio, cioè devi destinare esattamente quei soldi a pagare, non può permettersi, sai, di spendere con altra cosa. E quindi Davide stava dicendo al suo figlio: devi diventare adulto, perché il tempo è corto, devi sbrigarti. L'altra cosa che secondo me Davide stava dicendo di osservare e anche secondo me ha trasmesso al suo figlio è il fatto che lui stava facendo un certo discepolato col suo figlio, no? Nel senso, se io sto a casa col mio papà che mi sta dando dei consigli, io posso capire anche che lui mi sta veramente non solo insegnando i precetti, mi sta insegnando la via da cui devo andare, ma mi stava anche discepolando, non solo come persona, ma se lui stava dicendo che doveva osservare tutti i precetti, i comandamenti di Dio, lui stava discepolando il suo figlio a casa. E questo vuol dire tanto, no? Avere dei genitori a casa, e quindi questo è secondo me quello che noi come figli dobbiamo osservare. Che Salomone ha proprio, sai, avuto l'atteggiamento di essere discepolato dal suo padre, perché anche questo vuol dire tanto, e vuol dire anche il fatto del timore. Lui si confrontava con Davide, perché questa è stata veramente una chiacchierata molto rigida, se noi guardiamo da questa parte. Lui ha detto: devi diventare uomo. Forse è molto rigido, ma era necessario. Però aveva anche questo discepolato a casa, no? Aveva proprio questa confidenza con lui, che lui poteva veramente dire tutto quello che pensava. E quindi nel capitolo 3 del libro di Re, se andiamo più avanti, versetto 8 al 9, Salomone quindi ha proprio questo incontro con Dio, no? E dice così: io, tuo servo, sono in mezzo al popolo che tu hai scelto, popolo numeroso che non può essere contato né calcolato, tanto è grande. Dà dunque al tuo servo un cuore intelligente perché io possa
amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male, perché chi mai potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo che è così numeroso. E la Bibbia dice che Dio è proprio piaciuto dell'atteggiamento di Salomone. È proprio piaciuto la sua risposta, perché come vi ho detto prima avrebbe potuto rispondere qualsiasi cosa, no? E quindi Dio ha dato la saggezza a Salomone. Quindi quello che dice il mondo, che la saggezza viene acquisita col tempo, la Bibbia ci insegna qua che viene acquisita solo nel momento in cui abbiamo il timore a Dio e quando noi chiediamola a Dio. Quindi se tu hai veramente bisogno di saggezza nella tua vita, basta chiedere a Dio che gliela dà liberamente. E quindi mi è venuto proprio sto pensiero. Quali sono le caratteristiche di una persona saggia, no? Perché se noi dobbiamo avere saggezza nella nostra vita, la saggezza ci porta ad avere anche delle caratteristiche della nostra vita, no? Di una persona. E quali sono queste caratteristiche? E quindi vi porterò questa sera 8 caratteristiche che io, leggendo il libro di Proverbi, che è stato anche scritto per Salomone, sono le 8 caratteristiche che secondo me sono le caratteristiche di una persona, sai, saggia. La prima caratteristica, se volete scrivere, non so come fate, potete scrivere. La prima, essere una persona che accetta la correzione, cioè umiltà. Una persona che è saggia, ragazzi, è una persona umile, è una persona che accetta la correzione, è una persona che, come i discepoli di Gesù, no? Camminavano con Gesù e nonostante Gesù andasse, sai, giù pesante con loro, perché se non so se vi ricordate, ma quando Pietro stava parlando con Gesù, Gesù gli ha detto: allontanati da me, Satana. E io vi chiedo, se il vostro pastore vi dicesse una cosa del genere, cosa fareste? Rimarreste a casa? Rimaneste a casa? O direste al vostro genitore: no papà, non voglio più andare in chiesa perché il pastore mi ha chiamato di Satana? Ragazzi, camminare con Gesù non era facile. Gesù era veramente tosto. Ma i discepoli erano lì ancora. Non mollavano mai. Pietro era quello che non mollava. Ma perché? Perché questo dimostra una umiltà nella sua vita e che anche noi dobbiamo averla. Umiltà di riconoscere che noi non sappiamo tutto nella vita, ma che dobbiamo accettare la correzione. E questa correzione tante volte non è che viene, sai, con rose e fiori, viene a bastonate. Viene proprio a bastonate. Quindi, cosa possiamo capire dei discepoli? E questo vuol dire una caratteristica di una persona saggia, perché sa veramente che deve ascoltare quello che deve ascoltare, non quello che vuole ascoltare. E anche se noi guardiamo il libro degli Ebrei, capitolo 12, dice che Dio corregge solo a quelli che ama. Quindi se noi stiamo, sai, subendo questa correzione da Dio, vuol dire che Dio ci ama. Perché io credo che a casa vostra, se il vostro papà o la vostra mamma vi dice di non fare una cosa, non è perché non vi ama, è logicamente il contrario, no? Non mettete il dito là nella spina, non mettete la mano nel fuoco perché sto cucinando, è perché non vuole veramente che vi bruciate, no? Non penso che vi lascia mettere la mano là nel fuoco e dopo vieni qua, no, è proprio il contrario. Quindi questa è una dimostrazione di amore. Però noi dobbiamo dare la risposta. Siamo noi, ragazzi, di essere umili abbastanza, di dire: ok Dio, non so tutto, insegnami te. La seconda caratteristica è avere il frutto dello Spirito. Ok? Apriamo Proverbi 17, girate la vostra Bibbia. Proverbi 17, versetto 27. Guarda che bel versetto. Dice proprio così: chi modera le sue parole possiede la scienza e chi ha lo spirito calmo è un uomo prudente. Difficile, ragazzi, moderare le parole.
Difficile avere uno spirito calmo. Pensate alla situazione, per chi non sa, io gioco a calcio il fine settimana, ok? Mi è capitato la scorsa stagione che ero dentro il campo e, non so, il mio compagno ha subito un fallo e io sono andato là per vedere cosa era successo, no? L'avversario che ha fatto il fallo mi ha sputato proprio in faccia. Pensate, cosa ho voluto fare, ragazzi? Dargli la mano? No, volevo fargli un'entrata. Ma è logico, perché noi siamo proprio così, abbiamo il sangue caldo. O no? Ecco, sapete cosa ho fatto? Non ho fatto niente. In quel momento ho avuto lo Spirito Santo con me, sono sicuro. Ma non è che il mio cuore voleva fare quello, ragazzi. No, io volevo fare proprio il contrario. Se lo potevo appendere sul muro, sicuro che volevo appenderlo. Ma non ho fatto quello. E questo, ragazzi, è una caratteristica di una persona saggia. E non vi sto dicendo questa cosa qua per vantarmi, no. Vi sto dicendo esattamente che volevo fare il contrario. Ma in quel momento là sono sicuro che lo Spirito Santo mi ha guidato. Mi ha detto non farlo, non farlo. Pensaci un attimo. E perché il frutto dello Spirito? Se apriamo in Galati 5:22, no? Cosa ci dice la parola? Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Io penso che sia la cosa più difficile di avere in questi giorni, ragazzi, autocontrollo. Perché se uno praticamente sta davanti a me, no? E sono in mezzo al traffico che gira all'improvviso qua, perché qua sembra che non hanno, sai, la freccia, la mia voglia è proprio di... ma non posso farlo perché devo avere l'autocontrollo. Giusto? Ecco. Quando sto camminando dentro casa, che proprio becco, sai, il dito, quello piccolo, sullo spigolo del tavolo, autocontrollo, vado calmo, non posso fare niente, autocontrollo. Ma ragazzi, l'autocontrollo non è anche non dire niente. Vi ricordate di Gesù quando è entrato nel Tempio, che ha trovato dei mercanti, che ha praticamente li ha scacciati tutti quanti, ha rovesciato i tavoli? Ecco, quindi Gesù non ha avuto autocontrollo? No, non credo. Secondo me autocontrollo, ragazzi, è sapere quando, come e cosa dire. Questo è autocontrollo. Dobbiamo avere autocontrollo anche per dire una cosa, di non restare, sai, zitti, perché se uno è praticamente di fianco a noi e sta dicendo una cavolata, noi dobbiamo, attraverso lo Spirito Santo, dirglielo che sta sbagliando, che non è proprio quella cosa là, perché altrimenti noi non dimostriamo che siamo cristiani. Dobbiamo dirglielo qualcosa, giusto? E secondo me Gesù ci insegna questa cosa. Avere l'autocontrollo è sapere quando, come e cosa dire, ok? Il terzo, questa qua secondo me è molto facile, no? Avere dei veri amici al nostro fianco. Sì, tutti noi abbiamo amici, no? Ma avere un vero amico nella nostra vita, cosa vuol dire, secondo voi? È avere un amico che viene sempre da noi con quella mano qua sulle nostre spalle e ci dice guarda, stai tranquillo che hai fatto bene. No, un amico vero, ragazzi, è quello che ci confronta, è quello che ci dice la verità, è quello che ci dice in faccia quello che non vogliamo ascoltare, quello che non vogliamo sentire. Questo è il vero amico, no? Se andiamo anche nel libro di Proverbi 17, anche sullo stesso capitolo, versetto 17, cosa ci dice? L'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura. Può darsi che molte volte, ragazzi, non riusciamo a parlare neanche col nostro papà o magari col nostro fratello, quello che è nato dello stesso grembo della nostra mamma, ma abbiamo un amico che riusciamo proprio, sai, a avere un po' più di confidenza e riusciamo a, sai, a raccontargli quello che sta succedendo nella nostra vita. Quindi avere un vero amico, ragazzi, è un segnale di saggezza. Ma soprattutto sceglierlo,
come vi ho detto prima, non è quello che ci dice quello che vogliamo ascoltare, ma è quello esattamente che ci dice quello che non vogliamo ascoltare, quello che ci confronta, quello che faceva Gesù con i suoi discepoli, no? Gesù gli diceva tutto in faccia quello che voleva, sai, dirgli e che doveva dirgli. Quindi guardate la persona nel vostro fianco, perché magari, non so, vi sedete sempre, sai, in base alla vostra amicizia. Sarà questo il vostro fastidioso? Che volete camminare per la vostra vita? Quello che vi dirà la verità in faccia è proprio quello che è al vostro fianco? Guardate proprio al vostro fianco. Guardate bene sta faccia. Sarà questa persona che vi confronterà? Guarda che non va bene, sai, questo abbigliamento che hai messo per venire in chiesa. È troppo, secondo me, non va bene. Quindi, se apriamo anche Prima Corinzi 15:33, cosa dici? Prima lettera ai Corinzi 15:33. Cosa dice? No, vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Attenti ragazzi, attenti con chi veramente scegliete per camminare con voi. Queste persone possono veramente portarvi a un luogo in cui Gesù non vuole, quindi fate proprio attenzione. Il quarto, sapere gestire le frustrazioni ed i sentimenti. Questa è bella, questa mi piace un sacco. Allora, sapete perché mi piace? Perché molte volte in Brasile abbiamo un termine che si chiama chilique. Sai cosa vuol dire chilique? È quando uno, praticamente il tuo genitore, no, arriva davanti a te e tu gli fa così: papà, io vorrei comprarmi un pallone per giocare. Il tuo papà ti dice no e tu, io voglio. Questo è chilique. E molte volte nella nostra vita noi facciamo lo stesso. Diamo chilique davanti a Dio, cioè ci comportiamo male anche davanti ai nostri genitori, perché non sappiamo gestire le nostre frustrazioni, non sappiamo proprio ascoltare un no nella nostra vita. Oppure abbiamo vissuto un problema nella nostra vita e noi non possiamo, sai, ascoltare un no. Oppure la maniera in cui affrontiamo quella situazione è molto diversa da quello che dovevamo, sai, affrontare. Il comportarci davanti alle situazioni, sai, ragazzi, quelle situazioni proprio di crisi nella nostra vita è una delle cose più importanti. Vuol dire tanto, è la maniera in come gestiamo le cose che sono veramente importanti, ragazzi. La stessa acqua che bolle e che fa diventare duro l'uova è la stessa acqua che ammorbidisce la patata. Quindi dobbiamo sapere gestire le nostre frustrazioni. E quando guardo la Bibbia, la persona che mi fa veramente, sai, imparare tanto questa situazione, si trova nel libro di Genesi, capitolo 45, versetto 5. Conoscete la storia di Giuseppe, vero? Giuseppe era una persona che secondo me ci ha dimostrato come gestire veramente una situazione difficile, una situazione di crisi nella nostra vita. Questo verso qua ci dice: ma ora non vi rattristate, né vi dispiace di avermi venduto perché io fossi portato qui, poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Ragazzi, fantastico questo versetto. Se non conoscete bene la situazione, era così. Giuseppe, con 17 anni circa, è stato venduto come schiavo, è andato in Egitto, però è stato venduto per i suoi fratelli. Questo che Giuseppe sta dicendo ai suoi fratelli. Ragazzi, immaginatevi la situazione. Diciamo che il vostro fratello, dai, prendiamo Paolo qua. Diciamo che Paolo vendi il suo fratello, Lucas, ecco, lo vendi per essere schiavo a Padova. Ecco, prendiamo Padova, no? Perché io so che qua avete questa situazione, destra Piave, sinistra Piave, quindi prendiamo Padova, va bene? È stato venduto come schiavo. 20 anni dopo, non so, tra 20 anni e 25 anni, Lucas arriva davanti a Paolo e gli fa:
Stai tranquillo, fratello, io ti perdono. Ok? Traducendo, io ti perdono. Perché quello che tu hai fatto nella mia vita è stato proprio la cosa principale che mi è successo. È stata la cosa in cui Dio mi ha permesso di vivere la mia vita affinché io potessi vivere il mio proposito. Giuseppe ha avuto, ragazzi, una saggezza tremenda, una saggezza tale che si è proprio messo davanti alla situazione di capire quello che Dio voleva dalla sua vita. E quindi non ha usato una frustrazione come una scusa, ma anzi ha usato la frustrazione come se fosse un trampolino. Ecco, Dio mi ha permesso di vivere questa cosa qua, però è un trampolino, devo saltare, devo andare in avanti. Se io sto dando un passo indietro è per dare 2 in avanti. Dio ha permesso di capitare queste cose nella vita di Giuseppe affinché lui potesse vivere il suo proposito, ma soprattutto per conservare in vita tutto un popolo. Perché vi ricordate, no? Che dopo il popolo di Israele è andato in Egitto affinché il popolo non subisce la fame. Quindi il proposito di Giuseppe non era essere venduto, ma Dio ha usato quella situazione di crisi, di difficoltà nella sua vita, affinché lui arrivasse nella sua destinazione finale per salvare anche la vita di quelli che gli avevano venduto. Lo so, è difficile perdonare ogni tanto, ma noi dobbiamo capire qual è il proposito maggiore. Dobbiamo capire quello che Dio vuole di noi, quello che Dio vuole veramente che facciamo, il nostro scopo di vita. Giuseppe ha capito esattamente qual era il suo scopo e ha usato le sue frustrazioni per arrivare a un posto in cui Dio voleva. Quindi Giuseppe mi insegna tanto, ragazzi, e questo è un segnale di saggezza. Il quinto, avere un leader, cioè una persona da seguirci. Proverbi 27, 17. Ecco, il ferro forbisce il ferro, così un uomo ne forbisce un altro. Abbiamo bisogno, ragazzi, di persone che camminano al nostro fianco. E vi parlo anche oltre all'amico, oltre ad avere, degli amici che veramente ci confrontano, ma avere proprio un leader, una persona che ci confronta, una persona che ci fa crescere, come uomo, come nella parte spirituale. È uno che ci aiuta a crescere, è quello che ci confronta, no? Quindi dobbiamo avere questa persona nella nostra vita, perché la Bibbia ci dice che il ferro forbisce il ferro. Quindi noi dobbiamo avere, questi scontri ogni tanto, perché sennò viviamo in una vita molto piatta, molto flat. Quindi non riusciamo è interessante che quando noi andiamo in ospedale, che vediamo, quando una persona è lì che è quasi, che è messa, in quegli apparecchi là, vediamo, il battito del suo cuore, quindi va su e giù, su e giù. E quello là è quello che dobbiamo avere nella nostra vita, ragazzi. Perché se non succede così, vuol dire che il cuore, cosa è successo? Che il cuore ha smesso di battere, giusto? Quindi nella nostra vita avremo sì dei punti più alti, dei punti più bassi, ma non avremo mai quella situazione piatta. Quindi è necessario avere questi punti alti e questi punti bassi. Però per avere, sto confronto noi abbiamo bisogno di uno degli altri, perché è l'uomo che forbisce l'altro uomo. Sapete più o meno come funziona, no? Il processo del ferro. Vieni là con la persona che lavora col ferro, lo metti dentro il fuoco, dopo vieni con magari il martello e inizia a schiaffarli. Boom! Boom! È così che si forbisce il ferro. Ma io so che è anche difficile, ragazzi, di immaginare che per crescere dobbiamo anche avere, ogni tanto qualche schiaffata, nel buon senso, ok? Dobbiamo avere dei confronti, dobbiamo avere, una persona che ci confronta, una persona che ci fa crescere, una persona che ci dà la direzione. A casa nostra abbiamo il nostro papà, che è quello che ci dà la direzione, ma dobbiamo avere anche una persona che ci confronta, quella persona che,
ci mette nella via giusta. Siccome Davide ha dato il consiglio a Salomone. La sesta, protezione. Ok? Apriamo Proverbi 2, dall'11 al 12. Ecco, la riflessione velerà su di te, l'intelligenza ti proteggerà. Essa ti scamperà così dalla via malvagia, dalla gente che parla di cose perverse. Ok. Ci protegge, ragazzi, la saggezza ci protegge. Mi fa anche ricordarmi di quel personaggio nella Bibbia che si chiama Giobbe. Sapete, no? Conoscete Giobbe. Il primo versetto del libro di Giobbe dice che lui era un uomo retto, integro, che temeva Dio, quindi sappiamo che il principio della saggezza è il timore a Dio, giusto, come abbiamo visto prima, e che fuggiva del male. Questo è fantastico, ragazzi, lui fuggiva del male. A volte oggi sembra che la gente vuole veramente andare verso il male, non fuggire del male, no? Guarda chi là stanno tirando schiaffi uno agli altri, andiamo a vedere. Invece di scappare, di girare dall'altra parte, andiamo verso il male. Invece di proteggerti, andiamo verso il male. E questo è un segnale di saggezza, ragazzi. La saggezza ci fa veramente fuggire del male. Un po' più avanti parlerò anche di un'altra cosa che secondo me può entrare anche in questo contesto qua di protezione, ma la protezione qua è veramente una cosa che ci protegge, no? Protegge anche delle persone che parlano troppo, che parlano di cose perverse. C'è anche un versetto qua in Proverbi che adesso nel capitolo 17 che parla così che c'è la gente che parla, sai, sparla. E quindi la gente che sparla, tu pensa di magari avere un'amicizia con questa persona. Tu la racconti il tuo segreto, no? E quella persona va a sparlare il tuo segreto. Ti protegge di queste persone. E quindi io penso che dobbiamo stare attenti. La Bibbia ci dice anche di stare attenti con queste persone, di non mischiarci. Qua parla gente che parla di cose perverse. Sai, il Salmo 1 ci dice che noi dobbiamo stare attenti a queste cose e non stare insieme a quelle persone che parlano anche delle cose perverse, come ci dice qua nel libro di Proverbi. Quindi ci dà anche protezione. Questa è una caratteristica della saggezza. Ci fa veramente essere protetti. Ok? La settima. Ascolta più che parla. E veramente, cioè, noi abbiamo 2 orecchie e una bocca. Quindi vuol dire che noi dobbiamo parlare meno e ascoltare di più. O no? E questa è anche una cosa interessante perché qua è Proverbi 20, versetto 19. Forse questo è il versetto che vi dicevo prima. Ecco, chi va sparlando palesa i segreti, perciò non ti mischiare con chi apri troppo le labbra. Questo è fantastico. Io vedo la gente che parla ai segreti. Guarda, il mio contesto, ragazzi, è di lavorare in fabbrica, ok? Quindi sapete che lì le chiacchiere girano. E quindi io penso che stare vicino a queste persone è meglio non stare. Quindi passo, sai, lontano. Perché la Bibbia mi dice che non devo stare proprio di fianco. Come vi ho anticipato, cosa vuol dire? È avere un'amicizia, come ho detto prima, ma soprattutto avere una persona a cui puoi rivolgerti e raccontare tutto quello che vuoi sapendo che questa persona terrà il tuo segreto, che non andrà a sparlare tutto della tua vita. Questo è molto importante, ok? Non sto dicendo che non dovete parlare con nessuno, sto dicendo che dovete scegliere la persona giusta da parlare, ok? Anche Proverbi 21, versetto 23. Chi sorveglia la sua bocca e la sua lingua preserva se stesso dall'angoscia. Anche questo, ragazzi, è fantastico. Sapete perché? Non so se avete già notato, ma chi parla troppo è sempre angosciato. Ma mamma mia, non so se ho parlato una cosa che non dovevo parlare, non so se ho detto qualcosa, adesso non so cosa quello là penserà perché ho detto quel. Quindi chi parla
poco, non avrà l'angoscia. Sarà sempre sicuro di non aver detto nessuna cavolata. Ok? Quindi ci dà anche il tempo di pensare di più, ci dà anche il tempo di non parlare quello che non dovevamo parlare, dire esattamente quello che non dovevamo dire, e ci fa pensare sempre. Quindi state attenti ragazzi, perché dobbiamo parlare meno e ascoltare di più. E questa è anche una caratteristica di una persona saggia. E chiudo qua con l'ottava caratteristica, che è prudenza, essere prudente. Troviamo Proverbi 22, versetto 3. L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. E anche il libro di Tito, capitolo 2, versetto 6. Questo è Paolo, ok? Che sta scrivendo a Tito e dice così: esorta ugualmente i giovani a essere saggi. Ci sono alcune versioni che dicono prudente, ok? Cos'è la prudenza? Prendiamo l'esempio, no, delle macchine. C'è davanti uno che non dà mai la freccia, ma tu sai che quello là svolgerà a sinistra all'improvviso. Quindi tu anticipi il movimento, sai che quello là tra qualche momento farà una cavolata e quindi tu non fai un incidente, perché tu sei saggio. Questo è essere prudente, quindi tu fai le cose con prudenza. Come vi ho detto prima, io lavoro in una fabbrica e quindi quello che ascolto di più sono, sai, quelle persone che andranno qualche mese, tra qualche anni in pensione, che dicono così: sì, ma se io avessi magari la mentalità che ho oggi, avrei fatto tutto diverso. Sì, se io, non so, avessi avuto un po' più di prudenza nella mia vita, non avrei adesso sti mali di schiena che mi fanno morire. Sì, perché prendevo le scatole, li lanciavo e tutto quanto. Oppure la gente che tra 2 anni andrà in pensione e che ha ancora un mutuo da pagare, da saldare, che sono ancora 8 anni, ok? Che vanno avanti ancora 8 anni. Cioè, non hanno messo un soldino da parte per un'emergenza, per un'urgenza, e che adesso si trovano in situazioni, sai, di molto disagio. Quindi la prudenza, ragazzi, ci fa anticipare, ma ci fa anche ragionare in un lungo periodo, a lungo termine. Quindi la prudenza ci fa capire che noi giovani, ok, giovani tra 15 e 60 anni, ok, siamo tutti giovani, giusto o no? Dicono che la gioventù noi la troviamo qua in testa, che non vuol dire niente con l'età, quindi siamo giovani. E perché Paolo, e quindi mi faccio questa domanda, no? Perché Paolo stava proprio dicendo ai giovani di essere prudenti? Penso io che, come vi ho dato l'esempio prima, quando siamo giovani abbiamo molto quello senso, ok, di immediatismo. Noi pensiamo solo al momento, non riusciamo a pensare nel lungo periodo. Noi pensiamo solo adesso, quindi nelle nostre necessità, e non pensiamo esattamente nel nostro proposito, nel nostro futuro. Quindi pensare, ragazzi, al nostro futuro è una delle cose che ci fa, sai, la saggezza. La saggezza ci fa veramente pensare in quello che stiamo facendo adesso, perché la propria Bibbia ci dice, nel libro dei Galati, che tutto quello che seminiamo, anche quello raccogliamo. È inutile pensare che io sto seminando, sai, zucchine e che vado a cogliere uve. È impossibile. Quindi devo pensare che il mio futuro è molto importante e che quindi devo essere saggio, devo essere prudente, devo pensare al mio futuro, perché se volete arrivare alla vostra pensione prendendo 1.500 euro al mese, siete folli, perché non sarà proprio così, ma però se da adesso quei soldi che state spendendo per le vostre cavolate, mettete almeno 50 euro al mese oppure 100 euro al mese da parte, può darsi che con i soldi che prenderete dalla pensione qua in Italia, più quelli che avete messo da parte, potete avere magari 1.500 euro al mese. Però questo è saggezza, ragazzi.
è pensare un po' nel futuro, è pensare che le decisioni sono molto importanti, ragazzi, e quindi la nostra vita è fatta di decisioni scelte. Quindi la decisione che prendete adesso sicuramente avrà una conseguenza nel vostro futuro, e quindi la saggezza ci fa prendere delle decisioni azzeccate. Ribadisco, la saggezza ci fa prendere delle decisioni più azzeccate. Se io magari avessi avuto più saggezza nella mia vita quando ero magari nella vostra età, tra 17 e 22 anni, avrei preso delle decisioni molto più, diverse di quello che ho preso. Ma so anche che queste decisioni sbagliate mi hanno fatto veramente crescere. Quindi non è che, ho sbagliato tanto così. Però può darsi che avrei sofferto meno. Non lo so. Però la saggezza ci fa pensare nel nostro futuro. E quindi questo incide anche nelle nostre decisioni. E parlando di decisioni, ragazzi, volevo chiudere questo messaggio stasera parlando di decisioni. Oggi voi siete qua, siete venuti al culto per ascoltare la parola, per ascoltare quello che Dio voleva veramente parlare con voi. Avete fatto una decisione a casa, no? Avete preso una decisione di venire al culto. Però secondo me Dio non vuole solo questo dalla vostra vita, vuole anche di più. Magari quelli che non conoscono ancora Gesù avete, una decisione da fare. Quelli che vogliono avere saggezza nella vita hanno una decisione da prendere. E quindi volevo chiudere così. Volevo invitare a venire qua davanti quelli che non hanno ancora consegnato la vita a Gesù, hanno questa opportunità di consegnarla. Oppure quelli che hanno il desiderio, la voglia di avere saggezza nella vita, siccome ha avuto Salomone, di scrivere tutte queste cose qua che oggi possiamo leggere, meditare. Quindi volevo invitarvi, quelli che hanno veramente, il volere di avere più saggezza nella vita, potete venire qua davanti. Chiedo anche al pastore di venire qua a predicare per la... Pastore Caio, puoi venire qua? Quindi voi che avete questo desiderio di avere più saggezza nella vita, potete venire qua davanti, mentre il gruppo di lode suona. Ok. Se Dio dà liberamente la saggezza a tutti quanti quelli che vogliono veramente averla, venite qua davanti. Se volete avere saggezza nella vita per prendere decisioni, per essere una persona che ascolta di più e parla di meno, per essere una persona umile, una persona che prendi delle decisioni azzeccate, quindi chiedete a Dio, chiedete proprio di essere più saggi nel parlare, nel camminare, ok? Mentre il gruppo di lode suona, Pastore Caio pregherà per voi. Nostro Padre, quanto è prezioso sentire che nella Tua parola c'è lo Spirito Santo e questo Spirito Santo rivela, Padre, tutto quello che abbiamo bisogno di vivere. Grazie, Padre, per questa sera, perché abbiamo ricevuto la Tua parola viva, la Tua parola che è efficace, la Tua parola che è penetrante nel profondo della nostra anima, la Tua parola, Padre, che viene a rivelare tutto quello che abbiamo bisogno di vivere e camminare. Grazie per questo gruppo, Padre, che ha deciso di seguirti, oh Padre, in obbedienza a Te, nelle decisioni che loro devono vivere, oh Padre. Benedici, oh Padre, fortifica, guarisce, trasforma, perché sappiamo che le decisioni che prenderemo, Padre, sono le decisioni che porteranno un futuro. E la scelta della benedizione e della maledizione sarà nelle decisioni che loro prenderanno. E che loro, Padre, possano prendere le decisioni nella benedizione Tua. E guidati da Te, possano vivere, oh Padre, la bellezza, la grandezza e la potenza della Tua guida e della Tua presenza.
fortifica questo gruppo, agisci in questo gruppo, trasforma questo gruppo e che ogni momento, Padre, loro possano vivere questo timore a Te e seguire questi principi di saggezza. Grazie, oh Padre, perché questa è la Tua parola che si rivela e che questo gruppo possa essere guarito in Te. Nel nome di Gesù, la Tua guarigione, la Tua mano, la Tua trasformazione. Amen, Signore. Amen. Dio vi benedica, cari. Potete abbracciarvi, sì. Dio benedica. eredità e Lui ci premierà. Il suo sguardo di grazia porta la redenzione, la sua grazia è un oceano e noi stiamo affogando. Il cielo e la terra sono una cosa sola, il mio cuore batte veloce nel mio petto, non tempo da perdere, un risentimento quando penso Adesso staremo celebrando il nostro momento di decime offerte, quindi se sentite nel cuore di voler donare al Signore qualcosa, è questo il momento di farlo. E niente. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amor, fedele sei Signor, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi
Signore, se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amor, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custodirai la mia vita. Oh, oh, oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amor, eterno sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custodirai la mia vita. Oh, 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 oh. Amen. Possiamo concludere il nostro momento di lode con una preghiera. Vi invito a chiudere i vostri occhi e parliamo con il nostro Signore. Ti ringrazio, Padre, perché tu hai sempre una parola per noi, Padre. Ti ringrazio perché tu sai sempre che cosa dirci, Padre. Ti ringrazio per questi insegnamenti, Padre. Prego che questi possano essere una fortezza, Padre, che questi insegnamenti possano essere sempre presenti, Padre, nelle nostre menti. Ti chiedo che questi insegnamenti possiamo farli nostri, affinché che noi possiamo manifestare la tua gloria, possiamo manifestare, Padre, in quanto tu sei perfetto, Padre, che noi non potremo mai essere perfetti quanto te, Padre, ma che noi possiamo aspirare ad essere almeno come te, Padre, che noi possiamo aspirare a vivere come tu hai vissuto, Padre. Ti ringrazio per le mille benedizioni che tu ci hai dato questa settimana, Padre, che tu ci hai dato in tutto questo tempo, Padre. E noi ti chiediamo tutto questo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi. Prova. Ok. Allora, signore, mi terrò breve. Sì, non mi muoverò più di questo, dai, sto fermo qua. Allora, noi abbiamo lunedì, se non mi sbaglio, qui Pastor Sando mi ammazza perché come fai a non ricordarti? Ok, allora, lunedì inizia il nostro campeggio e io vorrei fare un sentito ringraziamento per tutte le persone che stanno pregando per questo campeggio. Un campeggio basato sulla preghiera, un campeggio destinato ad essere pieno di battaglie, sia spirituali, sia problemi, sia qualsiasi cosa. Perciò io davvero vorrei ringraziare di cuore tutti quei membri di Chiesa che hanno preso questo impegno, che stanno pregando per il bene di questo campeggio. A voi, sia che venite, sia che non venite, chiedo, continuate a pregare per il bene di questo campeggio affinché tutto possa andare filo, liscio come l'olio. Spero per tutti voi che siate bene, in forma, in salute. Spero che siate pronti a sudare, a piangere, a sanguinare. No, ok, sanguinare forse no, ok? Ma comunque sarà davvero una bella esperienza. Ci vediamo lunedì a Santa Giustina. Poi abbiamo, se non mi sbaglio, sì, la domenica, non questa domani, ma la prossima settimana, i battesimi. E i battesimi sono qualcosa di davvero molto speciale. Io spesso dico che se devi venire in chiesa 2 volte l'anno, per favore, Pasqua e battesimo. Cioè è l'evento più felice che ci può essere in una chiesa, nuove persone che hanno accettato Cristo. Cioè, noi viviamo per sta roba, non so se bene capite. Perciò
venite, mi raccomando, invitate amici, parenti, cugini, nemici, vicini di casa, invitate chiunque. Ci incontreremo qui in chiesa alle 10:30 per fare il nostro culto, lo finiremo un pochino prima in modo che poi tutti insieme, perciò anche lì chiedete in giro, hai posto in macchina, non hai posto in macchina, come torno a casa, aiuto, non lo so. Siate indipendenti, insomma, siete giovani, siete adolescenti, su, forza, animo, coraggio. Poi andremo a Covolo di Pederobba, se non mi sa... Sì, ok, l'ho azzeccato, dove abbiamo anche già fatto i battesimi l'anno scorso, e lì davvero festa, gioia, allegria, wow, canteremo, balleremo, vedremo gente che si bagna, davvero, uno spettacolo. Venite, è un'occasione da non perdere, ok? Non credo di starmi dimenticando qualcos'altro. No, ok, concludiamo sempre con Giosuè 1:9, sempre questo invito a questo coraggio che viene sempre da Dio. E che dire, abbiamo un campeggio sulla preghiera, come non possiamo concludere il nostro culto pregando. Perciò vi invito ad alzarvi in piedi come segno di rispetto per questo momento. Ok, ce l'ho fatta, per pregare al nostro Signore. Padre, noi ti lodiamo, ti celebriamo e ti adoriamo, Padre, perché tutto questo è possibile solo attraverso di te, solo grazie a te e solo per te. Noi vogliamo consacrare il nostro culto, le nostre offerte, le nostre decime, questo momento che abbiamo avuto a te. Noi vogliamo fare tutto questo solo per te, per la tua lode, per la tua gloria, per la tua adorazione. Ti prego, Padre, di continuare a benedire questa Chiesa, continuare a benedire questo culto dei giovani, degli adolescenti, continuare a far crescere questa nostra famiglia, sia adesso con i battesimi che avremo, sia in futuro. Ti preghiamo, Padre, ed evochiamo la tua protezione nel nostro campeggio che avremo su a Belluno, e che la tua mano possa essere sempre presente con noi, che possa insegnarci, che possa correggerci e che ci possa accompagnare e non abbandonarci mai. Tutto questo noi ti chiediamo in nome di Gesù. Amen. Buona serata, e buona serata a te che ci stai seguendo a casa.